Allora, siamo qua con un altro dei partecipanti al premio Art. Viene dalla Sardegna e si chiama Andrea Sardu ed è un fotografo. Sì. Videomaker. Diciamo che qua al premio Art abbiamo artisti proprio che insomma scrivono, fanno video artisti, fotografi, eccetera. Prima di arrivare alle tue fotografie che le persone potranno vedere qui al premio Art, quindi qui al Caffè Letterario di Roma di Via Ostiense, parlami un po' dei tuoi progetti, per esempio io ho visto dei video tuoi molto interessanti, parlami un po' dell'ultimo video che stai per presentare, credo. Sì, allora io in effetti mi occupo più di videografia che di fotografie, quindi da tanti anni lavoro con mio padre che è un documentarista e si occupa di fare documentari sulla Sardegna e io l'ho sempre aiutato facendo editing e riprese. Tra l'altro è piuttosto conosciuto Sì, non lo dico io solo perché sono di origini sarde e quindi verrebbe insomma a giocare facile, però insomma è piuttosto conosciuto. Sì, diciamo che durante la sua storia ha denunciato vari problemi della Sardegna che comunque sono finiti anche in rassegne nazionali. Per esempio è stato premiato da Maurizio Costanzo per quanto riguarda la rassegna sulle miniere e i problemi legati alle miniere in Sardegna all'inizio del Novecento. Però scusate ti interrompo, invece il tuo linguaggio artistico video è molto più, chiamiamolo visionario, delirante? Abbastanza, diciamo di sì. Beh, diciamo che si ricollega comunque alle fotografie che ho portato qua al Caffè Letterario perché è una visione della realtà un po' distorta la mia, e cioè si basa sul fatto che ogni cosa che si vede, secondo questa teoria, può essere vista in diverse maniere e quindi ci sono modi di vedere. Per esempio, se io vedo un albero dalla strada mentre sono in macchina lo vedrò in maniera sfumata, se io lo vedo socchiudendo gli occhi potrà sembrarmi sfocato, se io mi metto gli occhiali... Io non ti vorrei deludere, tu sai che questa cosa chi la disse, diciamo, non è che l'hai scoperta proprio tu, no, possiamo dirlo che l'ha scoperta intorno al 1910 Albert Einstein con la teoria della relatività, assolutamente no? Sì, che quindi da seconda dal punto di vista con cui guardi una cosa, quella cosa si trasformerà sui tuoi occhi perché è importante chi guarda, giusto? Sì. Ok, devo dire che quando ho visto le tue opere fotografiche mi ha colpito proprio questa traccia di realtà che continua a permanere malgrado l'astrazione a cui arriva il tuo risultato creativo, no? E artistico. Sì, diciamo che la realtà che noi vediamo, per quanto mi riguarda, è solo una parte della realtà vera che invece è nascosta dietro livelli di realtà che noi non possiamo apprezzare come esseri umani, ma che per esempio un animale potrebbe apprezzare in maniera diversa o che si potrebbe apprezzare in maniera diversa con diversi sguardi, appunto. Certo, per esempio mi sembra che per dirti si dice che i cani vedano in bianco e nero, sì, le mosche appunto. vedono, no? Insomma rosso, e diciamo che l'occhio umano sicuramente vede in modo differente, poi ogni individuo vede a seconda del proprio vissuto in modo differente ancora. Diciamo che quindi non si parte da un figurativo che però viene completamente diluito, mettiamola così, impressionando la pellicola per arrivare all'astrazione. Quindi se volete vedere le opere di Andrea Sardu venite sicuramente qui al Caffè Letterario. Se volete vedere i suoi video possono vederli da qualche parte su YouTube, da qualche parte? Siamo in campagna di crowdfunding verso settembre e quindi potete trovare questo video che si chiama Catarsi, Ascensione and the Raving e lo potete trovare nel sito www.catarsi-the-movie.it. Senti, di che parla questo video? Allora, il video è una storia ironica e sarcastica sulla nostra realtà, sul mondo contemporaneo, e irride proprio alla società contemporanea. È la storia di un ragazzo moderno che è innamorato di una modella americana che però viene a mancare, che muore per qualche ragione, decide di non darsi per vinto, di inseguirla sino alle estreme conseguenze, quindi compie una catarsi, cioè la purificazione cristiana, per poter poi ascendere, quindi l'ascensione, al paradiso e trovare questa modella americana di cui lui è infatuato senza conoscere. La fine non ve la posso dire, però certo. È un finale a sorpresa con della bellissima musica techno. Quindi diciamo che di questo progetto avete fatto, mi sembra di capire, il trailer che appunto descrive tra virgolette il progetto, e state facendo il crowdfunding per raccogliere i fondi, i volgarissimi soldi, purtroppo, per farne un cortometraggio, per farne un film. Per farne un cortometraggio di circa 10 minuti che vogliamo presentare ai festival in tutto il mondo, insomma. Ok, quindi allora la campagna di crowdfunding finisce a settembre, detto? Sì, inizia a settembre e finirà verso novembre. Quindi ancora non si può
Okay. E poi le riprese le vogliamo fare da gennaio in poi, comunque vada il crowdfunding, cercheremo di realizzarlo. Ok, quindi il trailer lo potete vedere appunto dove Andrea vi ha detto, e se pensate sia il caso a settembre ricordatevelo e insomma elargite, ok? Vediamo il prossimo artista qui al Premio Arte.